Amici bellini, scusate, c'è probabilmente ancora un po' di riverbero, ma che ci posso fare? Potete avere un po' di pazienza, il tempo che metto più la maglietta di Maradona, 5 milioni di euro, se ci avete di spiccioli io la compro e la metto lì. Cominciamo. Allora, amiche mie, amici miei, in tempo per giusto in serale, facciamo questo video giusto perché di questo si è parlato stamattina, cose importanti. Alessio Tartaglione, benvenuto tra gli ultimi iscritti, fatemi ringraziare sempre voi che siete sul pezzo, che vi iscrivete. C'è il canale Telegram in descrizione, non vi perdete neanche una notifica e magari qualche notizia che non merita un video, io posso fare un flash, posso fare un flash lì. Però questa qua non dico che meritava un video, ma almeno rimaniamo in contatto, anche per una questione di algoritmi, bisogna dare considerazione all'algoritmo, quindi lasciate un like di cortesia. È una cosa di cortesia, più che altro perché sapete che da me notizie bomba di calciomercato non le avrete probabilmente mai, a meno che non mi sembri la cosa plausibile. La cosa mi sembra plausibile, uno ne parla, eccetera eccetera. Quella di Zaniolo, che poi è arrivata in nottata perché era la prima pagina del giornale di oggi, e quindi a me è arrivata nella mia nottata, ancora dovevo andare a dormire. Gli amici abbonati del gruppo Telegram che non sbagliano, non peccano un colpo, non ne mancano una, mi tengono sempre aggiornata. Zaniolo, e già ridevano così, perché sembra una di quelle notizie che non hanno fondamento, non hanno logica. Se Zaniolo effettivamente non riesce o non vuole rinnovare con la Roma, oramai tutti i giocatori puntano a non rinnovare per avere un contratto più che rimpingui le rimpengue. Salvatore stasera ci si danno i numeri, quindi riversatevi tutti su Caffè Napoli TV. Io proverò a fare un'apparizione, ma non lo posso sapere perché sono giornate del che fare, continuano a essere giornate del che fare. E quindi però la notizia di Zaniolo invecchia subito, invecchia nel giro di poche ore, perché mentre io leggo l'articolo dice non solo a Napoli interessa Zaniolo, ma fa anche sul serio. Stranissima questa cosa, che dovrebbe illuminarvi una lampadina. Dici, allora quando di solito gli interessa i giocatori, Napoli non fa sul serio, fa su scherza, sullo scherzo, cioè uno scherzo. Di solito lanciate le notizie e dite notizie, però non è vero. Lanciate lo stesso. Invece no, questa volta hanno detto addirittura il Napoli non solo interessa, ma fa sul serio, quindi vuol dire che la notizia è vera. Smentita immediatamente da gente del suo entourage che dice 0%, 0%, quindi non vogliamo illudere i tifosi napoletani. Poi voi nei commenti mi potete anche dire: a me Zaniolo mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto, è un profilo alla Napoli, potrebbe anche essere considerato un profilo alla Napoli perché è uno di quei giocatori giovani in fase di esplosione con grosso potenziale, quindi potrebbe anche starci. Però Zaniolo è già considerato, secondo me, un po' troppo per il periodo del Napoli, perché poi il Napoli dalla Roma ha preso per esempio Manolas, che era già affermato, ma era un periodo economico diverso. Secondo me noi ci dobbiamo riparametrare. Kvaratskhelia, ci ho messo l'H davanti, Kvaratskhelia, quello mi sembra più un profilo, da Napoli. Vediamo, pare sia vicinissimo, insomma, la definizione dell'accordo. Lui e Oliveira, ecco, io lì vi dico sono plausibili, ci credo. Su Zaniolo molto meno, invecchia subito la cosa, non mi sembra così. Poi uno ci deve ragionare, è chiaro, se esce Insigne, tu dici ci metti Kvaratskhelia, hai apparato questa cosa qua. Chi ci va come dice Kvaratskhelia? Perché sappiamo che Insigne, se noi con un Abraham tattico, no? Andiamo direttamente già a parlare, come vedete, già a parlare un pochino di formazione, perché a me interessa il campo, la Fiorentina, io sto pensando alla Fiorentina, io sto il report dell'allenamento, a me quello mi interessa. Però vedete che Insigne è sempre titolare ed è difficile che ci metto un'ipotesi, è quasi sempre titolare, è stato sempre titolare con tutti gli allenatori, giochi bene, giochi male, che gioca, insomma, è sempre lì, perché evidentemente dà certi equilibri, perché il capitano, eccetera, eccetera. Quando ti viene a mancare Insigne, potrebbe quella fascia, quel posto, quel ruolo diventare
più un'incognita, e se prendi Kvaratskhelia è chiaro che devi pure considerare una fase di assestamento, l'ambientamento col campionato italiano. Non è detto che hai comprato uno che si prende la titolarità e ti va per tutta la cosa. Poi devi sempre pensare agli infortuni, perché continuano gli infortuni nel Napoli, e attenzione, e questo è il secondo argomento ovviamente del video, perché si deve parlare della questione Osimhen. Ma se tu qua ci metti Kvaratskhelia, e devi anche pensare che probabilmente a meno di grandi offerte se la deve giocare con Lozano. Anzi, direi che qui Lozano può diventare il titolare l'anno prossimo del ruolo come esterno sinistro, e Kvaratskhelia nel frattempo che cresce e si abitua può diventare il vice Lozano. E dall'altra parte, se resta Politano, tu puoi avere un ass che può rimanere lì, anche se l'abbiamo visto forse anche meglio sotto punta. Però un ass è un altro di quei giocatori che molto spesso te lo ritrovi infortunato. Allora il Napoli deve fare una riflessione, e può essere anche che un giocatore su quella fascia vada preso a prescindere, perché non si può essere troppi ottimisti, come diceva Totò. Quindi l'idea di poter prendere un altro attaccante ci sta, ed è logica, non ve la escludo a prescindere. Che sia proprio Zaniolo con gli occhi della Juventus addosso, insomma, o rinnova con la Roma, o c'è la Juventus in pole position che comunque deve comprare in quel ruolo. È difficile che il Napoli si inserisca in un'asta del genere, molto onestamente. Addirittura io sto pensando potrebbero tranquillamente promuovere un Gaetano, e allora tu c'hai Gaetano che puoi mettere sotto punta da qualche parte e te la giochi così, e non sarebbe nemmeno un'idea assurda, credetemi, non sarebbe nemmeno un'idea assurda. Li vogliamo provare questi giovani, poi sì, dipende quello che vuoi fare, da grande dipende anche così. Fatemi ringraziare anche Giuseppe Conte, che non è l'ex premier eccetera eccetera, che mi ha voluto supportare con un gift su PayPal. Grazie amico mio, voi potete sempre fare, dicevo, se vengo a New York un caffè ce lo prendiamo, e non vedo l'ora che qualcuno mi venga a trovare, come è successo anche in passato. Venitevi a trovare, New York è bella. Di conseguenza ragazzi, questa secondo me è già la formazione. Ci ho messo Osimhen titolare perché la notizia che aveva preoccupato un pochino tutti è, attenzione, risentimento, coscia sinistra, finito l'allenamento se n'è andato in macchina da solo. Il caso Osimhen, tutto il gruppo che lo odia eccetera eccetera, tutte stupidaggini. Anche questa notizia qua ci aveva messo un pochino in apprensione, ma Osimhen subito. Ora non so se d'accordo con la società, perché ricordate sempre che il controllo dei social fa parte delle strategie societarie. Ricordate la questione all'epoca di Ancelotti, che anche il Napoli aveva il controllo sui social di Ancelotti, perché lì aveva senso, perché sposti milioni e milioni di persone. Osimhen mi sembra un cane sciolto, quindi quando lui posta la storia e dice non vi preoccupate, praticamente dice cari napoletani ci vediamo domenica. Ora ci vediamo domenica potrebbe significare vengo in panchina, potrebbe significare vengo in curva. No, credo proprio che lui abbia voluto tranquillizzare, dice un piccolo risentimento preventivamente. È successo spesso con altri giocatori quest'annata, non li facciamo sforzare in allenamento e ce li teniamo. Lo stesso Osimhen è un po' di settimane che sta giocando non proprio al 100% della forma, ma anche al 70% ci basta, perché comunque fa la differenza anche al 70%. Quindi io lo metto titolare, e abbiamo queste cose. Perché ho scritto Meret? Non perché lo consideri in ballottaggio, ma perché è uno dei recuperi dal report dell'allenamento. Meret ha lavorato in gruppo, Unass ancora no, Petagna ancora no, e Di Lorenzo ancora no. Quindi sono questi che ancora vanno recuperati. Oltretutto ci aggiungiamo l'indisponibilità di Anghissà, perché Anghissà si è finalmente squalificato, e quindi è a centrocampo. Credo che non ci siano dubbi con Lobotka, Fabian, e immagino Zielinski, con Elmas che può insidiare Zielinski per una maglia da questa parte. Si può sempre considerare mezzala, si può sempre considerare sottopunta. Sottopunta sarebbe forse meglio, perché la Fiorentina c'ha sempre il regista, che non sarà Torreira. Una bella defezione anche per loro. Vediamo se giocherà Amrabat, proprio appunto Amrabat. Confermiamo Zanoli perché se lo meriterebbe. Ritorno di Rachmani. K2 ci ho scritto Juan Jesus, ma non credo, semplicemente perché K2 è tra i diffidati insieme a Demme. Demme uscito dai radar, quindi non lo consideriamo proprio. Però sai, uno potrebbe pensare K2
tu, una ammonizione, ti salti la Roma. Non credo che Spalletti faccia questo discorso, anche perché la Fiorentina, se tu stecchi la Fiorentina, che ti conservi a fare per la Roma? Non lo puoi fare, quindi devi sempre considerare, perché non sono finali, devi sempre considerare che se perdi questa qua, poi la pareggi, perché esistono i pareggi, poi dopo diventa tutto più inutile, più difficile. Quindi probabilmente si andrà avanti finché non si arriverà alla squalifica. Mario Rui lo confermiamo, perché culammo, è sempre così. Qui ci confermiamo qua, è sempre il dubbietto Politano-Lozano. Lozano l'abbiamo visto molto bene, Politano viene dal gol segnato, quindi sono entrambi in fiducia. In un mondo parallelo si potrebbe anche considerarli entrambi in campo, ma Insigne mi sembra sempre inamovibile. E qua ce l'ho messo Mertens, ma Osimhen ci ha dato garanzie di voler esserci almeno come storia. Perché? Perché i giocatori leggono tutto, perché sentono tutto, perché stanno sempre sui social col telefonino, e io stavo sentendo pure la radio, grande tifoso del Napoli, però io per sentire ultime notizie, se ce ne fossero state, vediamo un pochino se ce ne stanno, vedi, ci stanno così, ospiti speciali. Pensa te, ragazzi, non dovete perdervi la cosa di stasera. Lo so, io vi bacio, vi saluto, vi mando un bacione. Io sto pensando solo alla Fiorentina, sto pensando costantemente alla Fiorentina, non la vedo una cosa facile, ma perché pure in fatto proprio di paura. Avevate paura pagliacci. Speriamo bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. I ragazzi leggono tutto. Siate bravi con i ragazzi. Andate allo stadio se potete. Gridate, alluccate ed esultate anche per i falli laterali, eccetera, eccetera. Ieri la Champions l'ho guardate tutte e due come capello, uno split screen. Il Manchester City in attacco, l'Atletico Madrid in difesa assoluta. Il Manchester City pure si buttava a terra in una continuazione per cercare sto rigore. Il calcio ce lo stanno un po' rovinando, ce lo stanno un pochino rovinando. Il Benfica stava a un certo punto mettendo in crisi il Liverpool, ma sono forte. Già a New York, ve l'ho detto. Ci vediamo poi domani. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.